Estero, la Gran Bretagna rifà i conti, i morti per Covid nelle case di riposo vengono inseriti nelle liste ufficiali e il bilancio è drammatico, 26.000 le vittime nel paese. Il corrispondente Marco Varvello. Il Regno Unito balza al terzo posto nel mondo dopo Stati Uniti ed Italia per numero di vittime, 26.097. Sono quasi 4.000 in più delle precedenti statistiche perché da oggi il Ministero della Sanità britannica include anche i morti da coronavirus nelle RSA, ospizi e case di riposo, 765 le vittime nelle ultime 24 ore. Poiché l'epidemia ha oltremaniche in ritardo di alcune settimane rispetto al continente, non è difficile calcolare che nel bilancio finale sarà questo il paese europeo più colpito. Dati più accurati dunque, anche se certamente non completi. Per settimane infatti nelle case di riposo sono stati fatti pochissimi tamponi e test, molti decessi non sono stati dunque accertati da Covid-19. Lontana la fase 2, si combatte ancora contro il picco del contagio. In questa situazione il premier Boris Johnson è diventato papà in largo anticipo rispetto al termine previsto per giugno. Sia il bimbo sia la mamma, la giovane compagna Carrie Simon, stanno bene. L'impatto dell'emergenza coronavirus sull'economia: negli Stati Uniti il PIL del primo trimestre crolla del